Diamo avvio al quarto degli appuntamenti dei seminari Rive, che come sapete quest'anno è dedicata a Venezia e l'età della maniera, contaminazioni, rotture e continuità. L'incontro di oggi vede il susseguirsi di due relatori. Il primo sarà Mauro Masiero, ha dottorato presso questo Ateneo, oggi docente di storia della musica al Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine. È un esperto di storia della musica, ma anche di iconografia musicale, specificatamente da Venezia tra 5 e 600, e presenterà un intervento dal titolo parlante Il madrigale tra 500 e 600 come genere di rottura e continuità. Seguirà poi Damiano Acciarino, a noi noto, che è stato Marie Curie Fellow qui a Ca' Foscari e all'Università di Toronto, e oggi è borsista all'Harvard Center for Italian Renaissance Studies di Villa Itatti. E anche lui presenterà un intervento dal titolo didascalico Iconologia e iconografia dei sogni degli uomini di Tintoretto. Quindi cedo subito la parola al primo dei relatori e ti ringrazio. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, quando mi è stato chiesto dalla professoressa Sapienza di pensare a un intervento in un seminario che appunto parlasse dell'età delle maniere, un riflesso proprio mi ha portato a pensare immediatamente al madrigale, per banale coincidenza cronologica e anche per qualche rispondenza stilistica forse, che però lascerò più a voi, esperti più direttamente in storia dell'arte, e dunque comunque per arricchire nell'ambizione di arricchire un quadro di storia culturale con qualche cosa che per chi commissionava arte, per chi ne fruiva, per chi la realizzava, era all'ordine del giorno, come l'esperienza musicale. Il madrigale nel medio 500, nel primo 600, è il genere di intrattenimento privato colto per eccellenza, e ha una parabola che possiamo cronologicamente sovrapporre molto bene all'età cosiddetta appunto delle maniere. Il madrigale lo identifichiamo più o meno in quel secolo tra il 1530 post Sacco di Roma e il 1630. E per iniziare a esplorare, diciamo così, il madrigale occorre partire un po' prima, perché fa capo comunque a un'esigenza del fare musica che è naturalmente ben più antica, e dovendo scegliere un punto di inizio da cui partire, ho pensato che fosse indicato iniziare con la frottola, cioè con la stessa funzione sociale che ricopre il madrigale, però a inizio 500. Prima però, dal momento che la mia è una disciplina che ha una sua specificità, quella storico-musicale, vorrei fare una piccola precisazione di ordine, diciamo, tecnico, vagamente tecnico-musicale, sul significato della parola polifonia. Mi scusi chi è già domestico con queste questioni, ma siccome molti so che vedono le questioni storico-musicali con una certa distanza, preferisco essere un pochino didattico inizialmente e quindi chiedo la pazienza a chi queste cose già le padroneggia. Dal momento che il madrigale è un genere polifonico, e spesso parleremo di polifonia e del suo opposto, cioè la monodia, è bene indicare precisamente che cosa si intende con questo, perché con polifonia intendiamo più voci che cantano note diverse secondo le convenzioni, quelle che all'epoca avrebbero chiamato norme dell'armonia, e dunque con appunto le convenzioni che sappiamo essere storiche e culturali, quindi modificabili a seconda di un'estetica che è sempre diversa. Molto banalmente, se tutti noi in questa stanza, quanti siamo, una cinquantina, cantassimo un'unica melodia nota a tutti, che potrebbe essere qualsiasi, anche Happy Birthday, d'accordo, la cantassimo tutti quanti, non canteremmo in polifonia, ma canteremmo un'unica voce raddoppiata per quante persone siamo. Mentre se ci dividessimo in sezioni, ciascuno canta delle note diverse, ecco che avremmo una armonizzazione polifonica, d'accordo? Questa cosa portata ancora più avanti, cioè
con una indipendenza di ciascuna delle nostre voci, ovvero se ciascuna delle nostre sezioni cantasse una melodia che ha un suo senso e ha un suo decorso, diciamo così, potremmo parlare addirittura di contrappunto, che è in realtà la cosa su cui si fonda il madrigale. E mi interessa questo concetto un po' tecnico, vi dicevo, perché su questo si gioca la differenza anche tra la frottola e il madrigale, per l'appunto, e sono in realtà uno lo sviluppo dell'altra. Quindi perdonate ancora la parentesi, diciamo così, tecnica iniziale, e la frottola, vi dicevo, fa capo a un'esigenza naturale, connaturata nel desiderio di fare musica, cioè quello di fare della poesia accompagnata. La parola lirica è questo, no? È la poesia che si accompagna alla lira tradizionalmente, dove la poesia, la musica e lo strumento viene declinato in ciascuna civiltà con le esigenze, le necessità e le contingenze che questa ha sotto mano. E dunque non esiste uno strumento lira, o meglio ne esistono tanti a seconda della funzione e della necessità che si ha di uno strumento musicale nelle varie epoche, d'accordo? Quindi non ci immagineremmo mai che il cantare alla lira di cui parla Castiglione sia quello che vediamo nella pittura vasale greca, per esempio, ma sarà un altro strumento che si chiama comunque lira perché assolve a quella funzione, cioè quella di accompagnare la poesia intonata. E questa prassi, diciamo così, è vecchia come l'uomo, d'accordo? Non si può dire che abbia un inizio il canto a voce sola accompagnata, ma ha un inizio la sua storia scritta, perché a inizio Cinquecento, proprio qui a Venezia, succede un fatto di rilevanza davvero storica dal punto di vista della storia della musica, cioè la nascita dell'editoria musicale. Il nome è ben noto, quello di Ottaviano Petrucci, che da Fossombrone nelle Marche impianta una stamperia qui a Venezia, perfeziona le tecniche di stampa musicali, non è che le inventa, le perfeziona al punto tale da poter stampare in massa e da poter proporre una vera e propria industria, ecco, che è l'editoria musicale. Ed è grazie a Petrucci che noi conosciamo questo repertorio, appunto detto di frottole, ma non solo, adesso ci torno, repertorio che non nasce naturalmente lì all'alba del Cinquecento, quindi all'epoca di Bellini e di Carpaccio, ma che fa capo a una tradizione inveterata, soltanto che nel Quattrocento questa era una tradizione assolutamente estemporanea, improvvisata. Si parla, c'è un luogo comune nella storia della musica, di segreto del Quattrocento, ma è un segreto di Pulcinella, nel senso che è chiaro che la musica, la poesia lirica venisse intonata e accompagnata in maniera estemporanea, senza quindi la necessità di metterla per iscritto. Con Petrucci abbiamo la possibilità di conoscere questo repertorio, perché Petrucci non solo lo scrive, ma lo stampa pure. La musica considerata degna di essere messa per iscritto all'alba del Cinquecento è la musica sacra, e la musica sacra è rigorosamente polifonica in quell'epoca, è la musica più elevata, ma non dobbiamo pensare che fosse l'unica. C'è sempre stata una trasmissione orale e una prassi improvvisativa ben più grande della prassi scritta nella storia della musica, e dobbiamo sempre cercare di non fare storia della musica scritta, ma storia della musica in generale. E la frottola è un esempio straordinario di tutto questo. Bene, cos'è la frottola? Il termine parla abbastanza chiaro, è una cosa da non prendere troppo sul serio, una cosa semplice. Non è né più e nemmeno che una canzone, con delle strofe, talvolta un ritornello, talvolta più strofe differenti, ma comunque è quello che noi oggi riconosceremmo come una canzone. Solo che secondo i canoni dell'epoca, secondo le consuetudini del primo Cinquecento, quello che deve essere messo per iscritto deve essere polifonico, e dunque la frottola si scrive in maniera polifonica, ma non si fa, cioè si canta a una voce sola con un accompagnamento anche, diciamo così, improvvisato, che viene fatto sulla guida delle altre voci. Ecco, questa è una pagina dell'8° libro delle frottole di Ottaviano Petrucci. Petrucci ne stampa 11 libri, ce ne arrivano soltanto 10, e ci consegna un patrimonio di lirica intonata che non avremmo conosciuto, con anche i nomi degli autori. E nell'8° libro ho selezionato questa frottola per farvela ascoltare. Vedete intanto la qualità grafica della stampa di Petrucci, che è straordinariamente raffinata e leggibile ancora oggi. Sulla tecnica non mi soffermo, ma
nella bibliografia ho messo un libro straordinario che trovate anche gratuitamente scaricabile online, che è Il libro di musica, altro titolo didascalico, di Carlo Fiore, che fa un'indagine veramente precisa su questo. E vediamo com'è impaginata una frottola. E dunque ci sono le 4 voci canoniche sintetizzate su dei righi musicali. Qui c'è il cantus, cioè la voce principale, qui c'è il tenor, qui c'è l'altus, cioè il contralto, e qui c'è il basso, dove vedete che il tenor ancora è ben leggibile, altus e bassus sono compressi, proprio perché non ci si aspetta che venissero realmente cantati. E noi dobbiamo stare molto attenti maneggiando questo tipo di musica, perché siamo un po' abituati alla concezione classico-romantica della musica completamente scritta. In questo caso all'interprete sta la maggior parte del lavoro nel realizzare questa musica. Quindi se ascoltate questo genere di musica, tenete presente che ciascuna interpretazione è una versione possibile e non c'è una univoca versione di questo. Lo dico a scanso di equivoci, insomma, per la concezione che tendenzialmente si ha della musica scritta. E dunque abbiamo le altre strofe scritte qui sotto, strofe a cui si adatta la musica che apre la pagina. È stampata su una pagina, perché la pagina seguente ne ha un'altra, in modo tale che tutti possano seguire il libro, girare la pagina con comodità. È una musica fatta per il consumo, è la musica fatta per intrattenimento, non è una musica che abbia una grande pretesa artistica, d'accordo? Non si prende quasi sul serio. Il termine ombrello è frottola, ma si può trovare terminologia vastissima: villanella, villotta, ode, strambotto, ritornello, barzelletta addirittura, a seconda dei contesti, degli utilizzi, dei metri e quant'altro. Anche la poesia di partenza magari ha un'ispirazione, come in questo caso petrarchesca, ma non è grande poesia, non è poesia elevatissima. Il risultato è, in una possibile versione plausibile, simile a questo. Zefiro spira il bel tempo, rimena, amor promette gaudio agli animali, l'ampia campagna dei bei fiori è piena, ogni cor si prepara ai dolci strali, per ogni un'altra strofa sulla stessa musica. Questo è importante, in musica si dice che è un genere strofico, cioè la stessa musica si adatta a più strofe. Questo è un ritornello. C'amor m'ha fatto albergo di tormento, c'amor m'ha fatto albergo di tormento. Ecco, in questo caso la voce sta cantando la melodia, gli strumenti, scelta degli interpreti, dei gruppi che interpretano questa musica, si basa variamente sul materiale musicale presentato in questa pagina, con molta libertà naturalmente, non c'è una prescrittività così ampia come ci sarà poi nella musica successiva, quella a cui siamo abituati. Dunque un genere strofico che usa la stessa musica per diverse strofe. Questo è importante perché il madrigale cambierà completamente le carte. Ecco, il genere della frottola è praticatissimo, non soltanto a Venezia naturalmente, Roma, Napoli hanno poi, quando la realtà dell'editoria musicale insomma, diventa sempre più ampia, avrà una sterminata produzione in tutta la penisola. Negli anni '20 escono questi due fondamentali testi che sono il corteggiano e le prose della volgarlingua, che sono decisive anche per la musica, per la storia della musica. Il corteggiano perché Castiglione insiste in maniera profonda sulla formazione musicale del corteggiano e identifica già il cantar bene a libro, quindi leggendo in molti e facendo polifonia, ma predilige il cantare alla viola, quindi il cantare a voce sola, appunto accompagnandosi con uno strumento che lui chiama viola e che per noi oggi è più simile a un violino, si chiama lira da braccio o altri termini, e mette in guardia dai rischi del cantare in compagnia, in quanto le voci si mescolano e il testo non è più molto chiaro. E Bembo, fondamentale per naturalmente l'onda petrarchesca che esce dalle prose del Bembo e
verrà il Petrarca assolutamente preso a modello anche dai compositori e dagli scrittori di poesia per musica, di poesia lirica, sia letteralmente, cioè con interi sonetti del Petrarca intonati, come cercherò di farvi ascoltare tra poco, sia di ispirazione petrarchesca per appunto prendere la funzione che aveva la frottola, quindi di intrattenimento, e portarla però a un livello più elevato. Ecco, che cos'è il madrigale? Il madrigale non è altro che la frottola rivestita di prestigio letterario e musicale, elevata dal punto di vista stilistico e portata a un livello nobilitante, diciamo così. La frottola ha un nome, vi dicevo, poco nobile, poco elevato, piuttosto anche canzonatorio sembra, mentre madrigale non si va a ricercare proprio un termine petrarchesco, un termine che faccia capo quindi a una tradizione illustre letteraria, ignorando, perché la storia non era tra gli interessi di questi compositori e di questi teorici, ignorando il fatto che il madrigale all'epoca di Petrarca fosse il genere più rustico, appunto perché riferito alla mandria, come scrive appunto anche Bembo e anche il Trissino, madriali chiamati, o perciò che da prima cose materiali e grosse si cantassero in quella maniera. Quindi sono cose bucoliche, di poco conto, nel 300, all'epoca di Petrarca, che però appunto per il prestigio dell'autore, a partire dalla fine degli anni 20, arrivano a rivestire, come vi dicevo, la frottola e trasformarla in quello che diventa il madrigale. Madrigale che attestiamo come prima comparsa a stampa proprio nel 1530 a Roma, con questo libro primo della Serena, per via di questa sirena che campeggia sul frontespizio, e che è un genere per l'appunto di contaminazione. È per questo che appena ho letto il titolo di questo ciclo di seminari mi è comparsa l'idea del madrigale, perché la contaminazione è tra questo aspetto disimpegnato di intrattenimento comunque letterario musicale della frottola, con la complessità, la sofisticatezza della polifonia fiamminga. Ecco, già dall'inizio del 400 il grande interesse storico-musicale, la grande ricerca della polifonia più elevata e più sofisticata si gioca tra Francia e l'attuale Belgio, appunto nelle Fiandre, e c'è una continuità di compositori fiamminghi che parte dalla prima generazione del 400, Guillaume Dufay, ma anche insomma altri compositori di quell'area, questo è il nome diciamo più illustre, e che arriva direttamente in questa generazione. Il compositore di spicco è maestro di cappella qui a San Marco e si chiama Adriano Willart, musicista più influente della sua epoca, compositore a sua volta di mottetti e di madrigali, e appunto uno dei primi che coltivano questo genere, dandogli però una nuova elevazione, diciamo così, colta, nel senso di una cosa, un intrattenimento che deve servire a nobilitarsi, a distinguersi, e che non può più essere la semplice frottola monodica accompagnata che abbiamo ascoltato poco fa, ma che deve essere qualcosa di raffinato, di complesso, e che diventa qualcosa di estremamente affascinante, di estremamente complesso. Vi dicevo, la parabola del madrigale, come si può evincere anche solo da questa colonna in rosa che evidenzia le edizioni tra appunto gli anni 30 e gli anni 50 del 600, segna una continuità importante tra 500 e 600, perché si vede che non c'è un'interruzione brusca del comporre e del stampare, e dello stampare madrigali, ma c'è un declino assolutamente morbido, cioè si intravede veramente una gaussiana in questa colonnina qua, proprio perché con le grandi crisi economiche degli anni 20 del 600 mutano non solo le esigenze di gusto, ma anche proprio le esigenze di rappresentanza che si richiedono alla musica. E quindi il madrigale, come adesso cerchiamo di delinearlo, non serve più praticamente e viene sostituito da altro, evolverà in quello che poi chiamiamo cantata. Il grande nome che sta in mezzo a questo, che innalza il madrigale e lo porta anche all'estinzione, è quello di Claudio Monteverdi, di cui adesso faccio ascoltare un brano. Ecco, il madrigale allora che cos'è nel senso 5-6centesco? Il madrigale è questo genere ancora letterario musicale che parte da un testo, perché sempre di regola prima viene il testo e poi viene la sua intonazione, assolutamente libero,
e dunque una libera, in versi sciolti, una libera alternanza di endecasillabi e settenari, anche con uno schema rimico assolutamente libero, liberamente messo in musica da un compositore che, essendo questo un genere privato, dà adito alla sperimentazione anche più ardita e veramente radicale, che ascolteremo con chiarezza tra poco, e che porta il linguaggio musicale veramente a toccare delle sperimentazioni che sino al Novecento non vedremo più. I primi compositori sono comunque fiamminghi, si chiamano Verdelò, si chiamano Cipriano de Rore, anch'egli maestro qui a Venezia, a San Marco, maestro di cappella, Jacob Arcadelt, sono tutti compositori fiamminghi che appunto contaminano questo genere semplice e lo portano invece poi a un'elevazione culturale straordinaria. Dando uno sguardo anche ai numeri dell'editoria per i madrigali ci possiamo accorgere del numero, si contano sulle decine di migliaia i madrigali, e devo dire che ho faticato non poco a selezionarne uno per presentarvi in questo breve tempo che mi è gentilmente concesso, e ho cercato almeno una connessione semantica con la frottola ascoltata poco fa. Questa volta un sonetto intero di Petrarca, e questa è un'eccezione, ma il madrigale gioca su questo, sul contrasto, dunque Petrarca è assolutamente perfetto per questa necessità letterario-musicale, sull'artificio, e dunque sì libertà formale ma anche talvolta sonetto. I sonetti sono intonati in maniera massiccia nella tradizione madrigalistica, o raramente e per estremo gioco intellettuale terzine dantesche. C'è un decennio in cui ci si scambia le terzine, qui pianti, sospiri, alti guai di Dante, del terzo canto dell'Inferno. Ecco, quello che ho scelto di proporvi come esempio è proprio un sonetto molto noto della parte del canzonieri Morte di Laura, intonato, vi dicevo, da Claudio Monteverdi. Fa parte del suo sesto, scusatemi, libro di 8 libri dei madrigali, edito a Venezia, non solo perché Monteverdi stesso l'anno precedente, cioè nel 613, diventa maestro di cappella a San Marco e vi rimarrà fino al 43, alla sua morte, quindi per moltissimi anni, veramente dando una svolta alla storia del madrigale, dell'opera, ma anche della musica sacra. Ed è il compositore che vi dicevo porta alla sua fine il madrigale proprio dalla sua posizione anche di compositore illustre in questo contesto veneziano. Ve lo faccio ascoltare in maniera così impressionistica guardando il testo e poi cerchiamo di commentarlo nei minuti che ci rimangono. Può alzare un po', per favore? Seconda strofa, c'è del materiale musicale che abbiamo già sentito, ma è disposto diversamente nelle voci, che si rincorrono, sono 5, quindi non più una, ma questa è una polifonia reale, anzi un contrappunto. Poi il contrasto che compare nelle due terzine, che ribalta il senso di quanto abbiamo letto e ascoltato finora, è riflesso anche nella musica con un passaggio a valori più larghi, quindi più lento e decisamente più dissonante.
ritorna quello spirito vivace, quella rincorsa di voce che avevano caratterizzato la prima strofa, per poi rilanciare il contrasto del deserto interiore del termine del sonetto. Le dissonanze sono veramente aspre, cioè note che tra di loro, diciamo, cozzano, fanno un rapporto in modo da creare una tensione. Ecco, il madrigale dunque è un paradosso bello e buono perché mette sempre in campo un io lirico, spesso anche molto intimo. I madrigali parlano spesso d'amore, ma lo fanno anche in maniera viscerale, in maniera carnale molto spesso. Questo è un esempio fortemente letterario, naturalmente attingendo alla Petrarca. Spesso però i testi sono anche di qualità molto inferiore, proprio perché quello che interessa è l'espressione che viene intanto realizzata esplodendo, polverizzando questo io lirico in 5 o in 4, a volte in 6, a volte in 7 voci, comunque in più voci. Diciamo lo standard che si stabilizza intorno agli anni 50 è quello a 5 voci, e a quintuplicare praticamente l'io lirico, realizzando un qualcosa che è completamente innaturale, artefatto, artificioso, e lavorando sul contrasto, sul concetto, sulla minuzia. La poetica marinista inizio 600 si sposerà benissimo anche con l'ultima fase del madrigale e creerà, sempre grazie a Monteverdi, ma anche molti altri dei capolavori, dei piccoli capolavori, perché appunto sono da intendersi nell'ambito domestico, privato, colto, verosimilmente aristocratico, quindi di una elite culturale. Ecco, chiudo riportando al titolo di questo seminario a cui mi sono ispirato, appunto la contaminazione di linguaggi, quello tipico della musica fiamminga, della polifonia e del contrappunto rigoroso e sofisticato, quello della rottura, no? Questa rottura, questa frammentazione delle voci del madrigale, anche in senso di forte asprezza, di forte sperimentazione armonica, proprio nella volontà di creare delle dissonanze che disturbino quando occorre. Monteverdi ingaggia una polemica decennale per il suo uso spregiudicato della dissonanza, proprio tra il 1600 e il 1610. E appunto di continuità, perché è un genere che traghetta il 500 nel 600, che pure è un secolo di grandi cambiamenti, di grandi rivolgimenti nella musica. Nascono l'opera, nascono l'oratorio, nascono la cantata, ritorna in voga la monodia in auge come forma artistica, e dunque c'è una sostanziale discontinuità, ma è una discontinuità che non è ex abrupto, ma che è generata da tendenze, come tutte le cose, già ben presenti nel Cinquecento, e il madrigale è forse la più importante, la più vistosa di queste tendenze. Ecco, chiudo mostrandovi un attimo la bibliografia. La monografia enorme sul madrigale italiano è ancora quella del 1949 di Alfred Einstein. Poi c'è questo testo straordinario di Martha Feldman, City Culture and the Madrigal in Venice, che è proprio un grande saggio di storia sociale, perché naturalmente queste cose servono anche a essere scambiate e hanno dei sottesi e degli scambi interni tra collezionisti, artisti, compositori, fruitori di questa musica. Sul libro di musica, appunto il libro di musica curato da Carlo Fiore, che si trova anche liberamente scaricabile online. E poi, per chi appunto non è dentro le questioni di storia della musica, consiglio qualche manuale che trattano il tema in maniera particolarmente centrata, almeno dal mio punto di vista. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione, non so se c'è già lo spazio ora per le domande. Dopo. Grazie. Allora, buonasera a tutti, sono molto felice
di essere nuovamente qui e di essere con voi, con amici vecchi e amici nuovi, in un contesto che mi è più che familiare per legame affettivo e lavorativo e per proficui scambi intellettuali degli ultimi anni. Certo è che quando Valentina Sapienza anche a me ha invitato, ha proposto di partecipare al suo seminario Rive, mi sono accorto, nonostante la lunga permanenza veneziana, effettivamente di non aver praticato il Rinascimento veneziano quanto avesse meritato. Ecco, quindi ho cercato di sopperire, cercando di coniugare nuovi interessi che sto coltivando, che sono quelli relativi al sogno, all'onirocritica, all'oniromanzia, dovuti ad alcuni manoscritti fiorentini in cui mi sono imbattuto anni fa e di cui sto facendo edizioni e cose di questo tipo, con un'opera che mi fu suggerita dall'amico che oggi non c'è, ma Sergio Marinelli, che mi aveva detto anni fa forse converrebbe riguardare dentro questa opera del Tintoretto, che necessita forse di letture iconologiche rinnovate. L'opera del Tintoretto che vi propongo oggi è quella che volgarmente viene chiamata The Dreams of Men, i sogni degli uomini, o, come vedremo a breve, il capriccio dei sogni. Eccolo qui, come preso da un'immagine di Google messa a disposizione dal Detroit Institute of Art, dove attualmente risiede. Quest'opera, diciamo così, è di dimensioni abbastanza notevoli, 378 cm per 220 circa, e doveva rappresentare un soffitto di un palazzo veneziano che oggi, sempre per le notizie scarnissime che ci derivano di questo quadro, doveva essere a Ca' Barbo, a San Pantalone, ma vedremo a breve. Ricompare dopo secoli di oblio nel 1921 e dal 23 in avanti in Svizzera, e dal 23 in avanti risiede dove risiede oggi, negli Stati Uniti. L'ultimo restauro, credo, sia datato 1996 e da questo ne sono nate alcune diciamo così, riletture di cui insomma poi vedremo insieme la puntualità o meno. Dicevamo che la prima e unica notizia indiretta che abbiamo di questo, diretta che abbiamo di quest'opera è nella biografia del Tintoretto pubblicata nelle Meraviglie dell'arte del Ridolfi nel 1648, che lo chiama Capriccio dei sogni. Ecco, circondato delle 4 stagioni. Di queste 4 stagioni oggi ne sono state ritrovate 3 e in una mostra di qualche tempo addietro sono state anche riunite con il Capriccio stesso e per provarne l'effettiva congruità, almeno dal punto di vista stilistico, che facessero parte dello stesso ciclo. Ma anche qui riferisco notizie catalografiche. Cosa sappiamo di quest'opera? A parte questi 2 riferimenti, ben poco, sono tutte notizie indiziarie. La Stefania Mason Rinaldi recentemente nel catalogo del 2019 riporta alcune notizie della plausibile committenza a Ca' Barbo. Si dice che sicuramente nel 1537 a Palazzo Barbo abitavano almeno 3 fratelli, Giovanni Francesco, Jacopo e Alessandro, e diciamo in circa 20 anni, fino al 57, ci sono stati dei movimenti di soldi che imponevano il rinnovamento del palazzo medesimo. Dicono 200 ducati, parlando con uno storico dell'architettura mi diceva guarda, alla fine per rinnovare un palazzo nobiliare 200 ducati non sono neanche tanti, quindi chissà se all'interno di quel cappello, di quella somma stanziata ci potesse rientrare anche una committenza di questo tipo. Perché questi fratelli Barbo potevano essere, diciamo, dei committenti appropriati per un quadro come quello che discuteremo, diciamo, ce lo dice Cicogna nelle iscrizioni veneziane, nel 6º volume, ci presenta Giovanni Francesco come un erudito amico di Enea Vico, quello delle monete, pare gli abbia prestato degli specimen per la sua raccolta numismatica. Jacopo, poeta, così almeno emerge dal codice marciano italiano 1166, dove almeno 4 componimenti
3 sonetti e un capitolo in terza rima sono ascritti a Jacopo Barbaro che vi mostravo prima, e uno scambio epistolare con Ludovico Dolce che gli dedica anche un paio di volgarizzamenti di tragedie che ne aveva fatto, in cui sostanzialmente ci si lamenta del fatto che la carriera politica di questo Giacomo Barbaro fosse stata castrata ingiustamente per fatti non meglio specificati. Cos'altro al riguardo? Pare che il palazzo sia passato ai figli di Giovanni Francesco e poi successivamente ai nipoti. Di questi abbiamo atti di passaggio di proprietà. Ridolfi però scrive nel 1648. Nel 1648 Ca Barbo era ancora Barbo? Questa è la domanda che mi sono fatto. In realtà no, non lo era. Era già, pare, Ca Dolfin, che è il complesso, insomma, attualmente l'insula che appartiene a Ca' Foscari. E di mezzo, almeno a partire dal 1582, pare che ci sia stata un'altra famiglia a possederla, ovvero i Secco d'Aragona. Gli archivi dei Secco d'Aragona stanno a Bergamo e Brescia, quindi insomma bisognerà andare a vedere lì. E se le notizie archivistiche finora in nostro possesso sono così scarne, cioè dal lato Barbo, non è improbabile che qualcosa si possa trovare nei faldoni appartenenti ai Dolfin, che magari quando hanno fatto restaurare e ridecorare il palazzo hanno forse anche messo da parte decorazioni che non erano più di gusto al tempo. Diciamo che sulla base di questi dati concreti sono sopravvissute, o almeno sono state formulate 4 interpretazioni moderne del quadro, insomma. La prima, la più nota, quella di Gandolfo nel suo libretto Il dolce tempo sul sogno e il sonno nel Cinquecento, dove viene identificata una matrice alchimistica e averroistica e attraverso la quale si finisce per datare il dipinto agli anni 60-70 del Cinquecento, quindi usualmente oltre il Tintoretto giovane a cui questo quadro sarebbe appartenuto, in ragione stilistica anche questa delle figure michelangiolesche che lo compongono. Io su questo non mi posso esprimere, magari mi riferisco agli storici dell'arte, però il Gandolfo, riferendo questo quadro agli anni 60-70, sostanzialmente finisce per basarsi solo sul fatto che a Padova erano usciti alcuni trattati sui sogni in quegli anni, quindi il contesto, il legame tra le due cose risulta piuttosto labile. Anche l'interpretazione alchemica è piuttosto leggera, e poi lo vedremo nello specifico, ma ne parlavo poi anche con Mino Gabriele, che mi diceva, insomma, probabilmente il linguaggio dell'alchimia qui è difficilmente riscontrabile, non è codificato come l'alchimia viene solitamente codificata nelle rappresentazioni. Il secondo tentativo di lettura è dato da Pesenti nel 1998 in un volume in onore di, in cui sostanzialmente basandosi su un passo di Castiglione attraverso cui viene letto il momento dell'aurora come una fase tipicamente neoplatonica di accesso alla verità, ecco che il quadro viene letto in questa chiave, dove al risveglio finalmente è possibile che l'umanità possa contemplare, o l'umanità lì rappresentata possa contemplare la verità nella sua forma più luminosa. Gentili nel 2013 in un art dossier sostiene la visione neoplatonica, ma si sofferma ultimamente con maggiore attenzione sulle questioni oniriche, e la Mason Rinaldi, facendo riferimento a quelle ambizioni castrate del Barbo che dicevo prima, proprio per questo slancio verso l'alto che il quadro dimostra, magari lo prende come un auspicio per dire: guardate, il tempo buono sta per arrivare. Diciamo che, non avendo ulteriori notizie su un'eventuale committenza o su un eventuale contesto entro cui il quadro possa essere stato composto, penso sia opportuno forse
ricircoscrivere i significati degli elementi che lo mettono insieme per vedere quanto effettivamente possano essere portatori di significato senza fare salti nel vuoto e magari provvedere una base che in qualche maniera poi possa servire per futuri progressi nell'interpretazione. Se guardiamo l'opera nella sua diciamo, struttura, notiamo subito che al di là della grande dinamicità di cui è pervasa, è divisa in comparti facilmente distinguibili, uno inferiore e uno superiore, uno destro e uno sinistro, con poi varie aree, diciamo così, di transito. Notiamo subito che c'è un'area oscura e un'area luminosa e figure che in qualche maniera attraverso diversi modi sono comunque in dialogo tra loro. Vediamo l'incrocio di questo anziano con il giovane che lo sormonta, una figura diciamo divina su cui si convogliano tutte le forze, una figura oscura sulla destra e 3 figure più chiare sulla sinistra. Per ora rimaniamo diciamo così sul vago, senza cercare di porre etichette. E direi che potrebbe essere opportuno in questo caso cominciare dal basso per vedere un po' piano piano come il quadro si svolge. La prima immagine che mi interessa vedere sono questi 2 elementi. In questo caso specifico un gatto e una maschera. Dico gatto perché c'è bisogno di specificarlo. Gandolfo lo identifica con una scimmia, ma io penso che sia abbastanza chiaro si tratti di un gatto, simbolo della notte, è identificato in ripa. Scusate, io qui ho messo solamente per questione di spazio una citazione da Ulisse Aldrovandi che può essere ricondotto tra le immagini della luna, comunque un tempo diciamo che costituisca il tempo ipnotico, il momento del sonno, e la maschera a fianco la stessa cosa, cioè rimanda alle maschere forgiate da Morfeo, per così dire, in Ovidio e altrove. Famoso il riferimento alla lettera di Annibal Caro a Taddeo Zuccari per l'impianto iconografico di Caprarola: fate Morfeo come fosse fingitore di maschere, come stesse scolpendo le maschere. Ecco, ci troviamo in un contesto onirico. Mi piace però ricordare quella piccola, la citazione di quel verso di Luca Pulci del Ciriffo Calvaneo: non vo che più le maschere dipinga. Qui siamo nel 400, dipingere le maschere significa dire bugie, ingannare, lo trovate sul Battaglia, quindi siamo nel momento dei sogni ingannatori. Sui lati della medesima, diciamo, della medesima area troviamo i papaveri, qui rossi e qui dei fiori bianchi. Al momento lasciamolo così, senza ulteriori specifiche. Sappiamo anche qui che il papavero è uno dei fiori del sonno, ce lo dice Ovidio, che davanti alla grotta del sonno fecunda papavora florent e innumereque erbe, quindi e tante altre erbe che facilitano il sonno, ecco, che trascinano in un momento narcotico, narcolettico, ce lo riporta Virgilio nelle Georgiche. E mi piace però pensare che siano papaveri su entrambi i lati, perché Daniele Barbaro nella Predica dei Sogni, 1542, quindi più o meno in un tempo che presumiamo essere coevo o poco anteriore a quello della realizzazione dell'opera, riferisce che d'intorno all'ingresso della Grotta del Sonno ci siano papaveri e erbe d'ambo i lati, d'ambo i fianchi, che non è riportato in Ovidio e neanche negli altri volgarizzamenti, che ne so, quello dell'Anguillara controllavo prima. Quindi, insomma, l'idea che ci siano riferimenti ad entrambe le parti del quadro con papaveri ci dice forse che quantomeno il contesto culturale poteva tenere in considerazione anche un'opera come quella che menzionavo poc'anzi. Se torniamo appunto al nostro quadro, vediamo che
Le figure preeminenti nella parte inferiore sono questo vecchio che stringe una clessidra e questo giovane che diciamo si trova in equilibrio su una sfera di cristallo e che punta in alto. Generalmente i nostri interpreti, quelli che ci stanno precedendo, identificano il vecchio con una certa agevolezza in Saturno, Cronos semi-addormentato, e il giovane in Mercurio o l'occasione, o meglio il Kairos. Tuttavia, il nostro Gandolfo, che menzionavo poc'anzi, dice che si trova sulla sfera di cristallo il giovane perché è il mercurio che è uscito dal vaso, come vogliono certuni trattati alchemici. Qui vedete invece il povero mercurio ancora dentro il vaso prima di uscire. Diciamo che, insomma, attributi di Mercurio qui non ce ne sono. Gandolfo sembra riconoscere nella posizione del giovane un'analogia col Mercurio del Giambologna, però insomma non lo so, lascio a voi giudicare. Diciamo che qualcun altro preferisce identificarvi l'occasione, il Kairos, giovane maschio, dove però comunque mancano, a differenza dell'Occasio, e di questo hanno scritto nel 2013 pagine ancora fondamentali per affrontare questo tipo di discorso ad engramma, quindi Monica e altre persone, insomma, dove però, insomma, vi farei presente che non tutti gli attributi sono contemplati. Vedete qui il nostro giovane ha il ciuffo davanti pronto ad essere afferrato, il dietro della nuca dovrebbe essere calvo e in mano il rasoio, come vuole l'epigramma di Posidippo. Questo è importante perché vuol dire che la fonte era nota. La fonte era nota, ce la riferisce Giraldi, Lilio Gregorio Giraldi, di cui qui nei Dei dei Gentili, di cui qui riporto la traduzione latina dell'epigramma greco pubblicato da Erasmo, eccetera, eccetera. E qui lo dice: stai sempre sulla ruota, le ali servono, la novacula, cioè il rasoio, e via discorrendo. Diciamo che di questi elementi il nostro giovanotto ne possiede uno soltanto, cioè la ruota, e quindi ce lo possiamo, o almeno la sfera, ce lo possiamo fare andare bene, ma la sfera è di cristallo e da nessun'altra parte questa sfera di cristallo viene menzionata. Come la spieghiamo? Come vogliamo spiegarla se vogliamo salvare che questo ragazzo rappresenta l'occasione, il kairos, il momento giusto? La spieghiamo, io l'ho trovata da Picinelli, quindi un sacco di tempo dopo, come la sfera di Archimede che riflette dentro di sé tutti i beni del mondo, le voluttà, eccetera, eccetera, che però basta un lancio di sasso per infrangersi e perdere il proprio, diciamo così, la propria fortuna prospera. Pulcra sed fragilis, bella ma fragile, questo è il motto di un'impresa. Quindi teniamo per buono che almeno ci sia qui una relazione tra Cronos, Saturno, il tempo dell'uomo, e Kairos, il momento giusto, il tempo da afferrare. Nella parte mediana del dipinto troviamo delle figure mostruose, dei fantasmata, diciamo così, mi piace chiamarle delle grottesche perché io ai sogni dalle grottesche ci sono arrivato perché non avevo capito alcune cose all'inizio. Possiamo dire con un certo grado di certezza che questi siano fantasmata. Vediamo questo animale che non saprei neanche identificare, un mezzo cavallo, un cane con le ali, figure poco chiare nel bianco e delle architetture enormi sullo sfondo. Macrobio nel commentario del sogno di Scipione ci dice che nella prima fase dell'addormentamento, nella prima fase della notte, si cominciano a vedere figure che vagano diverse dalla realtà per magnitudine e aspetto, cioè per grandezza e aspetto. Questa cosa della grandezza non è secondaria, perché spesso viene attribuita a dettagli architettonici, come per esempio succede nel Polifilo, dove proprio all'inizio del sogno si fa riferimento a queste fabbriche dalla struttura antiquaria che però apparivano imperfettamente oppure incomparabilmente eccedenti rispetto a come sarebbero dovute essere, addirittura più grandi di una montagna. E se noi andiamo a vedere qui, adesso poi ditemi se me lo sono sognato, possiamo addirittura vedere una montagna sullo sfondo. Da una foto migliore si capisce meglio, ma
non voglio tirarla troppo per i capelli. Comunque si fa menzione anche di una piramide, oltre di quella specie di mausoleo che a me ricordava il Pantheon, ma sono di Roma, quella è un'altra storia. In secondo luogo abbiamo qua una pioggia d'oro, anche qui ascritta a Danae, e per sostenere la lettura alchemica si fa riferimento alla Danae come elemento aereo all'interno del lessico alchemico quantomeno della fine del 600, che quindi è un altro paio di maniche, e qui ci riporta questa incisione anche abbastanza brutta in cui l'aquila arriva e fa quello che deve fare. Io, per quanto mi sia sforzato di cercare Danae addormentate quando questo momento succede, non ne ho trovate, quindi mi riserverei di sospendere il giudizio al riguardo e di segnalare che comunque la pioggia d'oro è un fatto che ritorna, quantomeno in Claudiano, gli Aurato Simbres, certo quando nasce Minerva, sempre in un contesto legato a Giove, però quantomeno nelle fonti classiche è un elemento che ricapita. Salendo ancora un poco sopra, abbiamo qui una sfera armillare con una luna, e questa qui è una mezza luna con degli elementi, diciamo così, geroglifici. Questo qui è l'elemento che mi ha veramente dato più da grattarmi il capo, perché non sono riuscito a spiegarlo. La sfera armillare, se andiamo da Cesare Ripa, ci dice che è uno degli elementi che descrivono l'astrologia, quindi diciamo ascrivibile alla notte, essendo per metonimia una pratica che di notte si svolge. E la luna con le figurine sopra, forse perché era abitata, forse perché veniva considerata abitata, veniva considerata, non lo so, viva in qualche maniera. Alcuni ci identificano le costellazioni, ma queste costellazioni non sono. Proprio stamattina pensavo magari sarà un quadrante, ma quando ne parlavo con Christian a pranzo mi diceva che non gli sembrava affatto così. Andando poco sopra abbiamo una figura vestita di verde che regge, attenzione, qui poi mi direte che cosa leggete, una palletta, una sfera, un globo, c'è chi dice un pomo, una mela, io ci leggo Bela, ma dopo il restauro del 96 pare che quella, una L e una A, non si capisca tanto bene, forse dicono un Mi, beta, epsilon Mi, non lo so, non credo, presumo Bela. Qualcuno lo scrive che si tratti di Giunone, che quasi tenendo custode del giardino delle Hesperidi tiene in mano uno dei pomi che le era stato sottratto e guarda con sguardo di sfida Venere, così dicono. Non mi pare, non sono d'accordo, troppo tirato per i capelli, diciamo così, trovandoci in un contesto notturno con elementi legati alla notte e pensando che piuttosto che guardare Venere, questa donna, o piuttosto che guardare la giovane con la banda rossa, questa donna stia guardando l'elemento solare al centro, io pensavo, o almeno mi immaginavo, potesse trattarsi di un'allegoria, un'ipostasi della Luna magari, che come vogliono le fonti, effettivamente non riluce di luce propria, ma altera. E avere in mano una sfera con su scritto Bella, io lo pensavo alla veneziana con scempiamento delle geminate, ma non so se sia credibile, possa rientrare in uno degli attributi tipici mariani della Luna, pulcra ut luna del Cantico dei Cantici, e che poi viene ripetuto fino alla noia nella patristica e nella lirica. Qui vi riporto solamente un verso di un'ode di Bernardo Tasso, bella luna col tuo bianco raggio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo quanto all'elemento notturno. Se passiamo dall'altra parte troviamo un leone. Da alcuni ha scritto ai fantasmata che vedevamo prima, non è così perché è fuori dalla zona dei fantasmata, i fantasmata stanno scomparendo, il leone invece è ben chiaro. Il leone, e questa è una cosa che non è stata finora notata, è araldo della famiglia Barbo, come potete vedere da questo stemma che si trova a Palazzo Venezia. Barbo che ha dato pure un papa a Roma nel 400. Se poi la questione della famiglia Barbo dovesse essere
smentita, sappiate che anche i Secco d'Aragona avevano un leone come araldo, quindi magari in qualche maniera salviamo la capra e i cavoli. Sopra il leone abbiamo, io direi, la fama, con tromba e quella specie di gallinaccio che viene tenuto in mano. In ragione della gallina, del gallo, dell'uccel cristato cosiddetto tenuto in mano, questa figura è stata interpretata da Pesenti come l'Aurora piuttosto, ma di questo non sono d'accordo. Permettetemi una breve digressione e poi torniamo lì. La fama con tromba, che viene data come per scontato un po' in tutte le letture iconologiche post-Ripa, per così dire, entra nell'iconografia o quantomeno nei trattati iconologici del Cinquecento abbastanza tardi, perché né in Valeriano né in Giraldi per esempio viene menzionata. La fama per esempio si menziona con i fulmini, significa con i fulmini eccetera, però qui ce l'abbiamo nelle sorti del Marcolini, che è un'opera bellissima. E poi ritorna in Cartari, ritorna in Ripa, ma non c'ho bisogno di dirlo. Perché l'uccello cristato? Perché il gallo in mano alla fama? Certo, il gallo apre al giorno, scaccia via le angosce dei sogni, chiama l'aurora, eccetera, al punto che l'ultima parte della notte viene detta gallocinio. Questo si spiega per l'Eneide e le metamorfosi di Ovidio, cioè come i due poeti descrivono la fama stessa, cioè che non dorme mai né di notte né di giorno, e addirittura Virgilio nell'Eneide ci dice che non chiude mai gli occhi. Nocte volat celi medioter reque per umbram stridens nec dulci declinat lumine somno, cioè non chiude mai gli occhi di fronte al sonno, e quindi insomma il gallo direi che è piuttosto appropriato. Gallo che dietro, mi verrebbe da dire, si porta l'aurora, come avevamo visto poc'anzi, che io mi sto convincendo possa essere interpretata così la figura che qui vedete. Dico l'aurora perché tutti dicono che si tratta della voluptas, della Venere, di una Venere, addirittura Pesenti dice che la cintura è di rose. La cintura non è di rose, a me sembra rossa o vermiglia o qualche cosa, su un abito arancioncino, poi bisogna anche vedere com'era prima del restauro e come l'hanno trattato, quindi insomma sui colori ci dobbiamo andare un po' con i piedi di piombo. Fatto sta che veniva interpretata come voluptas perché in mano teneva questa specie di benda, e per la benda allora si cercava di impiantare l'interpretazione di Panofsky, del Cupido cieco, il Cupido liberato dalla benda e che finalmente torna a vedere, e questo dovrebbe essere il Cupido che l'Eros sbendato, per così dire. Non lo so, io non sono tanto d'accordo, semplicemente perché non lo trovo da nessuna parte nelle fonti antiche o coeve, quindi non ci metterei la mano sul fuoco. Tra tutte le varie interpretazioni dell'aurora che si possono leggere, cioè che butta i fiori e che scaccia via le tenebre e via discorrendo, pensate al sogno di Giove di Dossodossi dove Mercurio la silenzia mentre proprio sta arrivando, eccola. Mi piace citare ancora Picinelli, che è un po' tardo ma molto intelligente: sgombra da noi le tenebre e gli orrori, e soprattutto citando un paio di versi incipitari dell'Ottavia di Seneca, bellissimi, dice sidera fugat, iam vaga cielo sidera fulgens, aurora fugat. E questo qui è una cosa abbastanza significativa, perché adesso facciamo un salto in avanti. Se vedete questa figura illuminata con tutte le costellazioni intorno, le costellazioni più prossime alla figura che supponiamo essere l'aurora cominciano ad essere obnubilate. Qui abbiamo il Capricorno, l'Acquario, i Pesci, la Lepre, eccetera. Quindi diciamo che, e poi ecco, con quell'abbraccio ho detto magari i fiori l'ha già buttati, ecco, però questo qui non lo metterò per iscritto, semmai dovesse seguirne un qualcosa. Sopra la fama e dietro l'aurora abbiamo questo puttino con, chiedo al nostro esperto di strumenti
Un tamburello? Dicono un cembalo, tutti dicono un cembalo. Anche lì però io quando sono andato a vedere i repertori di strumenti antichi, insomma, qui quantomeno trovano una comparazione con questo puttino che tiene un affare forse simile a Maser, a Villa Barbaro del Veronese. Su questo non so che dire, dico soltanto che fa parte del gruppo in qualche maniera che è incluso nel delta, nell'abbraccio della figura dell'occasione, quindi magari può avere un legame più o meno solido con la fama, l'armonia, la musica, non saprei in questo senso. Diciamo mi sarebbe piaciuto fosse stata una corona, ma a questo punto non vi faccio neanche leggere la citazione che avevo trovato per sostenerlo, perché se è uno strumento mi devo fidare. Qui abbiamo il Cupido sbendato che mi lascia invece ancora incerto. L'ultima figura, finalmente, quella su cui tutto convoglia, è Giove. Giove Sole in questo caso. I nostri precedenti interpreti lo collegano ad immagini come queste, al Dio Padre fuori dal tempo, fuori dal tempo lo sto dicendo io, diciamo fuori dai cerchi del mondo, in qualche maniera alchemico, che sopra un uccello o qualche altro volatile domina il creato. Diciamo che, ecco, forse questa è fin difficilior come lettura, sarebbe più facile andarsi a riconoscere questa figura come Giove, padre del giorno di Espiter, segnalato in Giraldi e in tante altre opere, ma soprattutto nelle fonti antiche, in Varrone, Gellio e Macrobio. Mi piace segnalare che la questione delle costellazioni forse non è stata approfondita a dovere, perché per esempio Gandolfo dice trattarsi delle idee o degli stimoli per gli uomini. Io non saprei, forse non aveva neanche una buona foto a disposizione, però questo è proprio lo zodiaco. Qui potete vedere il Pegaso, il Triangolo, l'Ariete, il Toro, i Gemelli, il Cancro, il Leone, la Vergine, la nave di Argo e altre qua sotto, quelle che vi menzionavo, e poi c'è un secondo giro qua con il serpente, questo non ho capito che cos'è, probabilmente Orione, la corona, la lira, figure che non so, la freccia, l'aquila e via dicendo. Quindi, insomma, dei riferimenti zodiacali certi ci sono. Come provare a concludere? Ecco, abbiamo di fronte un risveglio quantomeno del tempo nella grotta del sonno, se così la vogliamo circoscrivere, dove l'aurora sta estinguendo magari i papaveri ai lati, questi si stanno seccando mentre questi al buio ancora sono verdeggianti, e la nostra occasione, il nostro Kairos, indica al tempo degli uomini che forse siamo di fronte a un momento di fama per la famiglia con l'araldo del leone, e che questa fama è un sogno veritiero perché si svolge al mattino, se presso al mattin del ver si sogna, e guardate il leone che può tirare dritta una linea fin ai fulmini di Giove, che, come invece diceva Valeriano, quelli sì sono simbolo di fama. Mentre la luna che sta tramontando si porta via i sogni, i fantasmi e magari sogni meno degni di essere perseguiti per assurgere ad altezze maggiori. Ultima cosa, e scusate se ho ecceduto eventualmente il tempo, credo ci sia un dialogo tra i vari tempi all'interno di questo quadro. Abbiamo il Cronos, come dicevamo, il tempo degli uomini, quello che pervade e divora tutto, l'occasione, il momento giusto, e forse se andiamo a vedere questo emblema tardo seicentesco dove c'è una disposizione simile,
o quantomeno un dialogo simile degli elementi. Vediamo il Cronos, peraltro con un astrolabio in testa, eccetera, il Kairos qui con il ciuffo, questa volta disegnato con maggiore precisione e dovizia di dettagli, addirittura ci mettono anche la croce a simboleggiare il Nuovo Testamento, perché sapete che gli evangelisti chiamano il tempo, quello nuovo, Kairos, e sopra un Dio Padre al centro di cerchi, magari fuori dal tempo, a simboleggiare l'Aion, ossia il tempo degli dei, il tempo fuori dal tempo. Allora, spero che ecco, di quello che ho detto non sia tutto da buttare, che qualche cosa regga. Grazie. Io vi ringrazio e per mio tramite faccio giungere i ringraziamenti alla professoressa Sapienza e i complimenti. Adesso, appena arriva il cono, se qualcuno in sala ha domande, osservazioni, postille. Benissimo. L'intervento di Damiana, cioè no, ve li sentite? Sì, lo stesso. Ma quelli a casa no? Ah, è vero. No, una cosa generale, adesso io... Grazie. Ricordo pochi testi, mi ricordo quello di Gandolfo, eccetera, che mi convince poco. Allora, le personificazioni dovrebbero appartenere a una famiglia, mentre un po'... no? Cioè, o sono divinità o sono personificazioni di altro. Comunque, senza adesso, le cose che hai detto mi sembrano di grande interesse e alcuni richiami, per quello che so e capisco, ovviamente non è un intervento. La signora che sta a sinistra... Questa con la banda. Ecco, ha un oggetto, secondo me, abbastanza chiaro, che è una ballotta. La ballotta sono quelle dell'estrazione, quando si vota, non so, l'elezione di una carica, di una cosa, si fa con l'estrazione della ballotta. Quella è proprio, mi pare, quella roba lì. Ed è tenuta tra due dita con... come si estrae una cosa. Allora, se questa parte di destra è qualcosa che porta buono, diciamo così, perché lì piovono soldi, cioè c'è una congiunzione di pioggia d'oro, che non è la pioggia di fecondazione, come dicevi prima, non c'è, anche perché Giove sta da un'altra parte, non sta fecondando nessuno e la signora non feconda. Allora, lì c'è un astrolabio, una cosa astrale per cui piove denaro, che è una cosa che porta buono. E qui la sta estraendo, secondo me, o ha in mano una palla da estrazione, una ballotta. Che so, butto lì, qui lo dico e qui lo nego, qualcosa che ha a che fare con la sorte, una buona sorte. E quindi la famiglia sarebbe, c'è la fama da una parte, perché insomma, con la tromba, le ali, quella che sta in mezzo, vabbè, benissimo, o comunque una che dirige il traffico, quindi c'è una zona bassa, addormentamento, il tempo che dorme, un'altra occasione che sta su un oggetto estremamente fragile, quindi cascare ci vuol niente, no? È un equilibrio... ecco, però la fama e forse l'altra cosa sono sono personificazioni di stato opportuno. Giove intorno avrà una costellazione astrale che magari ha un significato, cioè cattura delle cose, c'è anche come hai mostrato prima, qualcosa che araldicamente rappresenta la famiglia, quindi che questo porti buono ha abbastanza elementi, secondo me. Cioè, quindi è una rivelazione, più che una cosa degli incubi, dei sogni strani della cosa, è una prefigurazione in tempo notturno, soprattutto verso l'alba, no? Se hanno i sogni, quelli portatori di previsione, e mi pare che, però ecco, la cosa
che mi pare abbastanza, se trovi delle riproduzioni, sono proprio fatte così, ce ne sono anche sopravviventi, sono le ballotte da estrazione, che sono anche quelle delle cariche politiche e quant'altro. Ecco, questo è un piccolo... Grazie per Mario. Io a dire il vero sì, cercherò, ma e come allora la si può inserire nel contesto? Cioè che cosa finirebbe ad esprimere? Penserei che Giove sta facendo, rappresenta un momento particolare di congiunzione astrale, perché c'è uno zodiaco, che so, la data di nascita di qualcuno, la data in cui accade qualcosa. Forse quelle corrispondenze delle cose dicono un momento astrale preciso, cioè il fatto che i simboli siano messi così e non colà. Vabbè, questo però... c'è una signora che apre le braccia e che sembra pronunciare o mettere d'accordo in una zona del cielo che sta un po' sotto, che non è il Dio Padre che sta in alto, e d'altra parte hai prodotto una documentazione che funziona così con Giove e un dispiegamento. La fama che è lì che aspetta, perché c'è la fama, dovrà tributare qualcosa a qualcuno che diventa famoso, che combina una cosa buona, e se la fama c'ha il leone di famiglia, diciamo, il simbolo araldico, fa fama a quella roba lì. D'altra parte nei soffitti dei palazzi veneziani la fama c'è quasi sempre perché, non so, uno entra a Carezzonico e la famiglia che diventa famosa e così via. Quella forse, qui sparo, non lo so, una sorte, una buona sorte. Ecco, c'è scritto bella, bella non è buona, però è la palla buona la bella, e casca denaro. Cioè, quello lì è oro, è bene che piove dal cielo, insomma, non fecondante, perché... Ci guardo, ma è no, questo convincente come quello pura che dici impressione comunque. di uno che ascolta, insomma, che gli viene in mente qualcosa. Ammesso che anch'io non so assolutamente nulla, se non per averlo visto, così, ma... Ma l'hai visto a Detroit? No, non l'ho visto neanche a Detroit, perché praticamente non l'ho visto solo in figurina, perché premesso che non so nulla di questo dipinto, non l'ho mai studiato e non so niente neanche della bibliografia, però per cui ho sentito con un orecchio abbastanza, diciamo così, neutro e pulito e vergine la tua lettura. Se è molto chiaro che sotto c'è una dimensione di sonno e poi c'è un risveglio che è rappresentato tra l'altro da quella figura che certamente non è più Kairos al maschile, tra l'altro lì c'è il passaggio tra Occasio e Kairos che è molto interessante, che passa proprio per la rilettura, per il recupero di Posidippo, del nome greco eccetera, ma questo appunto lo sappiamo. Io la cosa su cui sono d'accordo con Pier Mario e su cui non sono d'accordo con la tua partizione è che di là ci sia una parte, diciamo così, negativa in qualche modo, perché questo un po' ho capito quello che dicevi. Sì, io così l'avevo letto, Ecco, come lo intanto scacciare... intanto perché, cioè, la partizione, diciamo così, in orizzontale esiste, cioè c'è il sonno e c'è il risveglio, però il risveglio è un po' tutto risveglio, nel senso che voglio dire, sono d'accordo. Intanto siamo sicuri che quella cosa sia una luna? A me sembra un nastro di Möbius, quelli là quando lo zodiaco, cioè quando c'è lo zodiaco intorno a Ion, di solito è rappresentato proprio a un certo punto avvoltolato così, e sono dei segni dello zodiaco che quelli sopra, hai ragione tu, sono in sequenza, quelli siamo sicuri che non siano segni dello zodiaco, cioè non sono niente? No, non sono nessuna costellazione? potrebbero essere i gemelli, Appunto, il questo cavallo, stavo l'ariete, dicendo, l'aquila. l'aquila, perché voglio dire, questo qua siamo sicuri che sia una luna? Io non sono così certa che questa sia una luna, perché quando tu vedi le rappresentazioni di Kairos, soprattutto le riprese cinquecentesche, non è un nastro tondo, è un nastro che a un certo punto si arrotola, per cui, quella roba lì è la luna. Come quella dove pescano i cosi dell'otto, è fatta così. Come si chiama? La ballotta, sì, dove c'è il ballottaggio. Dentro al contenitore
L'urna, grazie. L'urna Che viene girata. ed è fatta così l'urna. E io tra l'altro non vedo nella figura, diciamo così, vestita di verde, mentre mi convince molto il discorso di Aurora, ci sta molto bene, e qua se vogliamo richiamare Castiglione, ma forse non serve, cioè un po', io amo moltissimo quel passaggio di Castiglione, ma secondo me serve a poco, cioè se lei veramente, bisogna capire cosa ha in mano, anche cos'è quella benda, perché tra l'altro anche là non si capisce mica, non vedo bene, però che quella cosa sia una luna, io non sono così sicura. Secondo me appunto che tutta questa sia una sorta di fortuna, inteso in senso più riscritto, appunto, la cosa del ballottaggio, le palle, il fatto che hai colto la bella, che hai fatto la bella, non so, cioè mi sembra una figura totalmente positiva, non mi sembra una figura che fa da controcanto, anche perché è molto importante, cioè non so come dire, è molto, sì, è la posizione importante, quasi più importante, in fondo l'Aurora è quasi ancillare, apre a una cosa, e quella è una cosa di fortuna, per cui anche secondo me la pioggia di denaro è proprio il fatto che vinci allo slot machine, proprio quella roba lì, cioè sembra proprio una cosa di questo genere qui, cioè cascano le monete. E invece io sul discorso invece sono d'accordo con Pier Mario, io se per caso poi trovi queste carte dei Barbo e cerchiamo di capire chi è, cioè quali sono un po' di dati anche anagrafici più precisi su questo signore, io ho capito che andare a cercare davvero il tema natale della gente è sempre una cosa fondamentale. Se per caso trovi una data di nascita e se poi sei così fortunato a trovare un'ora, veramente tante cose si potrebbero spiegare diversamente, perché un Giove in congiunzione con quei segni che ci sono sopra, dicevi appunto che ne so, un Sagittario, le Pleiadi, quelle figurine là cosa sono, non lo so, però bisognerebbe appunto, si capisce anche se uno ha il tema natale, per cui se per caso nelle carte c'è una data e possibilmente un orario di nascita, secondo me siamo a cavallo, perché basta farsi fare un tema natale e lì si vede tutto. Cioè davvero è una chiave con Piccinelli, che anch'io trovo che sia un testo meraviglioso, che è pieno di roba e che tanto che veramente il riassunto di una sapienza, la sintesi di una sapienza incredibile, lì si trova tutto, per cui con una stratificazione che vada almeno 200 anni indietro, per cui è tardo sì, però averne di roba così e così tra l'altro ponderata, e però per cui io non sarei per una lettura del quarto alto a destra negativa, e sarei, anzi per una lettura anch'io di fortuna, di quella cosa lì, e sarei invece per cercare nelle carte se si trova un tema natale di questo signore, che sarebbe veramente forse la chiave. Sì, sono d'accordo. La roba in alto pare una roba tipo geroglifico, non lo so, da rebus. Quelli sopra, intendi? Sopra, perché... Sì, però qualcosina c'è anche là. No, perché quelli intorno a Giove, quello è uno zodiaco, ai segni zodiacali. Sono anche segni minori, sono anche decani, Ecco. Mentre quelli sono la coroncina, l'ometto, la cetra, lì, cos'è? Sì, La lira, quello quelle difficili sono queste, è una sono roba questi tipo, 6, tipo 7. rebus o geroglifico, insomma, però qualcosa vorranno dire quelle robe, non penso che siano puri scarabocchi, insomma. Quello che è chiaro è che hanno un pochino svelato. No, allora la questione del Cupido, la questione... L'alchimia, La questione come alla tempesta, ecco. No, è che appunto la questione dell'alchimia e la questione del capitolo di Panofsky sono perfetti per spiegare il metodo di lavoro, cioè lì sono saggi, in particolare poi quello di Panofsky mi è capitato di rileggerlo proprio qualche giorno fa, bellissimo, che viene applicato dall'alto sopra l'opera. Però non torna, cioè... La pallina... Allora, guarda, forse ce n'è una cosa migliore nel...
Sì, però non è una mi quella, non è una lettera greca, mi. Sì, ecco, comunque è ancora tutto aperto, quindi cioè, vale la pena. Sì, il verde veniva. Ops, pardon. Grazie dell'intervento, innanzitutto è stato molto bello e molto interessante. E sempre riguardo alla lettura, premetto che anch'io vedo questo quadro per la prima volta, ma di tutti gli argomenti di cui si è parlato mi è venuto alla mente all'istante il soffitto che Guarana realizza, siamo però negli anni 70 del Settecento, per Palazzo Pisani Moretta, che ha un programma iconografico tale quale, almeno alla lettura che abbiamo dato adesso, cioè di trionfo, di fama e di sopraggiungere del giorno nei confronti della notte, e fra le varie figure che al sopraggiungere della luce si, diciamo, come dire, diradano e scappano dalla prima parte del soffitto, dal primo, come dire, dal primo scomparto della pittura, c'è anche una figura che però è positiva, che si allontana, o meglio si aggira intorno ad Apollo, portatore di luce, con uno strumento che secondo me è molto molto simile a quello che appunto si vede sulla sinistra, la fantomatica luna o strumento astronomico. Questo? Esatto, esattamente quella. Cioè un personaggio che vola dal giorno alla notte portandosi dietro proprio questa, come dire, questa, non saprei come chiamarla, questa fascia dorata, che però è una, come dire, una fascia circolare con delle incisioni sopra, che è esattamente identica. Secondo me questo quadro visto da sotto e non da davanti darebbe proprio l'impressione, come dire, di avere una circolarità, come se fosse una cintura o una fascia chiusa, invece che proprio essere una Mi può ridire, mi mezzaluna. scusi, il Palazzo Pisani? Sì, Palazzo Pisani Moretta. E È il soffitto del Guarana, siamo Guarana. 200 anni dopo, però è strutturato proprio in 2 episodi nel salone centrale e un episodio più piccolo in un salone laterale, ed è proprio il sopraggiungere della luce sulle tenebre, l'affossarsi del mondo della notte, il trionfo della luce, e nel salone piccolo laterale c'è proprio il trionfo della fama. E il programma iconografico in quel caso è legato proprio a un particolare momento della famiglia Pisani Moretta di affermazione economica, di ritrovata stabilità, eccetera, eccetera. E quindi secondo me a maggior ragione, anche se è un confronto così da 2 secoli di distanza, poteva forse, non so, è una suggestione che a me è venuta spontanea. Allora, io non ho presente l'opera, anzi, se ci avessi un'immagine. Molto sfocata, ma sì. In caso me la mandi via mail, che mi piacerebbe vederla, anche perché riparto stasera, quindi non ho occasione di dilungarmi. Però me la giri e vediamo, non è detto poi che l'archetipo non sia, o quantomeno che il modello non sia comune o lo stesso, ecco. Grazie. A lei. No, ma a Palazzo Pisani, mentre è la notte che scappa, questa figura semplicemente passa insieme alle altre, sì, sì. Non so se vi convince la cosa delle figure gigantesche, delle architetture gigantesche come parte dei fantasmata descritti da Macrobio, che potrebbero essere qui ma con la mediazione dell'ipnerotomachia. Insomma, quella lì poteva essere una cosa abbastanza contraddittoria della lettura, però comunque rientra in figure ormai quasi del tutto dissolte, quindi meno
meno rilevanti, anche se poi insomma sta quasi al centro questa piramide, ma forse più per ragioni compositive che di significato, ecco. Intanto grazie a entrambi per il vostro intervento e volevo chiederle su questo arcano su cui ci stiamo focalizzando, la scena sempre se di Fantasmata che si trova sotto la pseudoluna, lei si è interrogato in qualche modo o data la complessità dell'immagine ha preferito sorvolare? Perché c'è una scena sembra di una tavola con due figure ai lati, quella al centro, non per accogliere della balotta di prima, però sembra un'urna e la figura lì del veltro, del levriero che sembra avere una cosa in bocca, dietro mi sembra un cavaliere, quella figura bianca anche se tagliata sul cavallo. Mi chiedo, lei si è interrogato su quello spaccato, quell'immagine, quel sogno che c'è lì alle spalle? Allora, sì, sembrava anche a me di vedere tavoli là in fondo, anche se non ne sono convinto. Vedo anch'io un vaso. Ora che me lo dice, forse è un cavaliere questo che sta dissolvendo, non lo so. Diciamo che in quel trattatello, in quel poemetto del Barbaro, poi pubblicato sotto mentite spoglie perché si fa chiamare Ipneo di Schio, peraltro con nome parlante bellissimo, Ipneo da Ipnos, il sonno, mentre Schio come la località di queste parti, o almeno di Vicenza, qualcosa del genere, però in realtà secondo me riprende l'etimologia greca dell'ombra, no? Quindi curioso, a un certo punto ho di là il testo, non l'ho segnato, dice c'è chi vede un leone, chi un cavallo, chi perle e or, tant'è che mi sarebbe tanto piaciuto trovare come modello un modello letterario vero in quel poemetto, ma non è così. Diciamo che questi sono Fantasmata. Se penso alla descrizione della Grotta dei Sogni che fa il Marino nel 10° dell'Adone, alle ottave 99, 100, eccetera, dove descrive delle grottesche, lo fa esattamente con questo vocabolario. Ali di Parpaglion, Grifi e Pegasi, Pifferi per nasi, eccetera, eccetera. Cose di questo tipo. Quindi qui siamo in un linguaggio codificato e volutamente prossimo a dissolversi, volutamente difficile da intendere, secondo me. Esatto, evanescente. Proprio perché non è il punto è l'aurora che entra e che fugat questo tipo di... Non c'entra veramente niente con la pioggia d'oro. Questa qua, no? Sì, sì, no, nessuna, sono tutti un groviglio di persone che dormono. Sì, sì. Stanno tutti dormendo. Questa è l'umanità, cioè insomma... È il sonno, per cui la pioggia è un'altra roba, cioè è una sovra, però è un altro livello rispetto a quelli che dormono. Stanno dormendo e sognando, qualcuno li caccia via gli incubi e viene qualcosa di buono. E di vero. Questo è interessantissimo, ma io vorrei fare una domanda a Masero, se possibile. Grazie per l'intervento. In realtà volevo solo, l'ho trovato molto interessante, ho tutto da imparare sugli argomenti musicali. Volevo chiedere se poi magari, ci diamo del tu da colleghi, elaborare magari un po' questa idea, cioè, non è un'idea, chiaramente una descrizione di che cos'è il madrigale, sul contesto del manierismo, che è un po' il tema del seminario, perché naturalmente
stiamo discutendo anche un po' in senso generale che cos'è, cosa intendiamo per manierismo, maniera e così via. Ci sono un sacco di spunti, il fatto stesso che nel linguaggio della teoria artistica del 500, già nel 400 si usa il termine aria per riferirsi a un certo tipo di atmosfera, di linguaggio, di intonazione che un dipinto, un'opera d'arte visiva può assumere in base a quello che l'autore imprime, è già un indice del fatto che forse si può fare un parallelo tra la libertà che mi sembra emergere all'interno del madrigale e quella libertà che noi associamo al concetto di manierismo. Allora volevo solo chiedere se magari come la vedi, insomma. Allora, diciamo, la storiografia della musica ha tentato di identificare un manierismo musicale in quell'epoca che aveva un po' una mania per le etichette, tra gli anni 50 e gli anni 60 del secolo scorso, senza particolare successo. Io ho messo in bibliografia lo studio che ne parla proprio per correttezza di chi ha cercato di sovrapporre questi, ma appunto rimane a livello di impressione e che non arriva alla sostanza, no, della necessità spirituale, dicendolo in maniera un po' idealistica. Certo, il concetto di aria è interessante, non è ancora codificato musicalmente in quest'epoca, ma si parla di aer quando si vuole identificare un modello melodico utilizzato per l'intonazione della lirica. Quindi c'è ed è un elemento che i cantori adoperano per intonare in maniera estemporanea una poesia preesistente, anche per facilitarne la memorizzazione e poi l'interpretazione. E io appunto ho pensato al madrigale proprio per via di questa. Io scherzando al telefono con Valentina Sapienza lo definivo un genere anarchico il madrigale, perché è inafferrabile ovunque, ma perché è parte della natura stessa del genere. La regola è la deroga alla regola nel madrigale, proprio per cercare l'originalità, il concetto, la finezza e la distinzione, in qualche modo il capriccio. Ecco. Lo trovavo particolarmente a livello, anch'io da non storico dell'arte, visivo e di impressione, associabile a questa dispersione, a questa anche a volte allucinazione che si identifica. Ho assistito al primo intervento, che era appunto storiografico di questo ciclo di seminari, che identificava tutte queste caratteristiche nella storiografia artistica. Ora non ho presente i nomi, ma ritrovavo in quelle definizioni molte definizioni che si attagliano alla perfezione al genere del madrigale, come appunto genere totalmente libero e fortemente sperimentale, anche in maniera provocatoria. Vi dicevo, io ve ne ho fatto ascoltare uno soltanto, scegliendone tra migliaia, ma appunto se andiamo a pescare Gesualdo da Venosa, che fosse il nome più noto anche ai non addetti ai lavori, un compositore che viene ripreso da Stravinsky negli anni 60 del Novecento, proprio per la sua dirompente innovazione. Lo si vuol paragonare, spesso nei manuali c'è questo paragone efficace ma poco sostanziale con Caravaggio, perché il dato biografico e la contemporaneità storica è totale, sono praticamente coetanei, hanno un omicidio alle spalle entrambi e dunque si vuol leggere questo tormento, no? Per farvi anche ascoltare un pezzettino giusto molto breve di Gesualdo, che veramente sembra avanguardia novecentesca totale in musica. Quindi c'è tutto questo già nel 500 maturo, nel 600, un'altra volta, e sicuramente si può tagliare bene come dire, con un parallelo, ecco, però sempre a livello di impressione dal mio punto di vista, anche perché non lo sappiamo mai se i compositori lavorino per rispondere a un certo, ma questa è una questione storiografica generale, a uno spirito del tempo o per immaginare un mondo diverso, nuovo, questo è un concetto generico. Però c'è, ecco, qualche somiglianza anche stilistica. Più che altro mi interessava portare
l'attenzione sul discorso storico-culturale e sociale, nel senso tutti in quest'epoca sanno che cos'è e hanno a che fare con questo repertorio, chi più e chi meno, sempre naturalmente tutti l'elite culturale, non il popolo, gli artigiani, eccetera. Quindi insomma credo fosse importante anche per questo, non so se ti ho risposto. Grazie. Grazie. Poi è una cosa talmente enorme che davvero ho cercato giusto di dare qualche notizia, ma insomma si potrebbe... Sì, grazie. È estremamente interessante perché quando parliamo di manierismo, penso fondamentalmente, nelle arti visive, penso fondamentalmente partiamo da una presa di coscienza in atto nel Cinquecento rispetto a un repertorio precedente, che è esattamente quello che stai dicendo tu, che è un repertorio formale, cioè proprio di forme, dalle quali si può estrarre una regola, ma da quelle stesse forme si estrae anche la deroga alla regola. Quindi il parallelo mi sembra estremamente interessante. C'è una ottima triangolazione fra musica, arti visive e poesia in questo senso. Siamo a Gardo. Scusa? No, prego, sicuramente. C'è la pubblicità su YouTube purtroppo nel mio account. Sì, anche se in realtà la continuità tra Frottola e Madrigale è totale, nel senso che non c'è... Sì, ma anche tra diciamo, i manieristi, chiamiamoli così, e chi li precede, c'è continuità. Cioè la rottura è all'interno della continuità, ma questo è venuto fuori in maniera esemplare. Fa piacere. Giusto qualche secondo di Gesualdo per far capire dove arriva la sperimentazione del Madrigale, scusate se approfitto. E poi l'idea appunto di disgregazione, il madrigale è disgregazione totale, appunto polverizzazione di un io lirico, tante voci, attenzione qui a questa dissonanza feroce, che è completamente impensabile all'interno dello stile osservato della polifonia sacra. No, quindi è anche un po' per rompere il luogo comune che vede nel Cinquecento il secolo di Palestrina della polifonia sacra, quando in realtà è anche il secolo dell'exploit, di questa sperimentazione assolutamente illimitata del madrigale. E c'è anche un discorso importante dal mio punto di vista da fare a proposito del classico e della rispondenza alla natura, perché quando la musica si riferisce al classico ha meno elementi rispetto alle arti visive e quindi si riferisce inevitabilmente alla trattatistica musicale greca. La musica greca non è sopravvissuta, non abbiamo nemmeno i codici per identificare quella poca notazione che ci arriva. E dunque che cos'è la natura in musica, che cos'è il naturale in musica? Cambia questo concetto nella storia della musica e quando viene visto come la rispondenza armonica di più voci ha un significato che risponde anche forse a un certo tipo di società e di come questa si vuole rappresentare, e quando invece viene identificata come la purezza della linea e del logos che viene portato dal testo che viene intonato, ecco che abbiamo di nuovo il ripresentarsi della monodia all'alba del Seicento con tutte le sue conseguenze. Quindi anche questo è un altro tema comune su cui sarebbe interessante riflettere. Non voglio trasformarlo in un dialogo, però rilancio rispetto a quello che hai detto della molteplicità, perché in un intervento che ho fatto 2 mesi fa qui, all'interno di questo seminario, ho parlato proprio di diciamo, molteplicità nell'unità come un concetto fondamentale nella pittura di Tintoretto, che risponde a quello che viene sviluppato in buona parte della teoria artistica della seconda metà del Cinquecento e va in quella direzione apparentemente. Adesso assolutamente. Non voglio forzare il parallelo o il paragone, mi sembra però che ci sia una rispondenza. Potrei rispondere con un esempio molto calzante, il famoso lamento di Arianna che Monteverdi mette all'apice della sua opera perduta, appunto l'Arianna nel 1609, viene poi
madrigalizzato, viene reso in un ciclo di 4 madrigali a 5 voci, dunque dove questa cosa viene per l'appunto, diventa un pulviscolo di voci che quintuplicano la sofferenza del personaggio e esplora musicalmente un testo che parla comunque di un io lirico. Sì, assolutamente. Grazie. Grazie. Allora, per l'integrità informativa riporto i ringraziamenti di nuovo di Valentina che ha scritto in chat, aveva posto anche una domanda a cui è stata già data risposta e a questo punto chiuderei la sessione di lavori ringraziando tutti. Grazie. Grazie.